Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare. Le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate, anche le nostre. Primo Levi. Ma il suo piccolo bambino era rimasto nel campo, in prigione. Messo alla tortura, restò anche lui muto. Allora le SS lo condannarono a morte, insieme a 2 detenuti presso i quali erano state scoperte altre armi. Un giorno che tornavamo dal lavoro, vedemmo 3 forche drizzate sui piazzali dell'appello, 3 corpi neri, appello, le SS intorno a noi con le mitragliatrici puntate, la tradizionale cerimonia. 3 condannati incatenati e tra loro il piccolo bambino, Angelo, dagli occhi tristi. Le SS scambiavano più preoccupate, più inquiete del solito. Impiccare un ragazzino davanti a migliaia di spettatori non era un affare da poco. Il capo del campo lesse il verdetto. Tutti gli occhi erano fissati sul bambino. Era livido, quasi calmo e si mordeva le labbra. L'ombra della forca lo copriva. Il lagercapo si rifiutò questa volta di servire da boia. 3 SS lo sostituirono. I 3 condannati salirono insieme sulle seggiole. I 3 colli vennero introdotti contemporaneamente nei nodi scorsoi. «Viva la libertà!» gridarono i 2 adulti. Il piccolo, lui, taceva. «Dov'è il buon Dio? Dov'è?» domandò qualcuno dietro di me. A un cenno del capo del campo, le 3 seggiole vennero tolte. Silenzio assoluto. All'orizzonte il sole tramontava. «Scopritevi!» urlò il capo del campo. La sua voce era rauca. Quanto a noi piangevamo. «Copritevi!» Poi cominciò la sfilata. I 2 adulti non vivevano più. La lingua pendula, ingrossata, bluastra. Ma la terza corda era immobile, anche se lievemente il bambino viveva, ancora. Più di mezz'ora restò così, a lottare fra la vita e la morte, agonizzando sotto i nostri occhi, e noi dovevamo guardarlo bene in faccia. Era ancora vivo quando gli passai davanti. La lingua era ancora rossa, gli occhi non ancora spenti. Dietro di me udì il solito domandare: «Dov'è dunque Dio?» E io sentivo in me una voce che gli rispondeva: «Dov'è? Eccolo, è appeso lì, a quella forca». Quella sera la zuppa aveva un sapore di cadavere. Anche se andassi nella valle della morte, non temerei alcun male, perché sei sempre con me, perché sei il mio appoggio, il posto più sicuro per me. Al tuo cospetto io mi sento tranquillo. Sono queste le parole che abbiamo sentito in Yiddish cantare dai bambini nel primo canto che ha aperto questo video. Un video dedicato alla giornata della memoria. Perché giornata della memoria? Ci sarà spiegato in seguito il perché di questo giorno. Ora però è importante ricordare che questi avvenimenti non sono avvenimenti lontani nel tempo e nello spazio, ma sono fatti che hanno attraversato la storia della nostra città, la storia dei nostri nonni, dei nostri padri. Ed è fondamentale per noi ricordare. Siamo qui per ricordare. Lo faremo cercando di capire che cosa è avvenuto a Padova, nel ghetto ebraico, che cosa è avvenuto al Barbarigo in quegli anni, così che quando camminiamo nei luoghi che ci sono cari, comprendiamo che cosa la storia ha depositato su essi.
non sono soltanto muri, pietre, ma ognuna di esse ha una voce che deve farci ricordare quello che è stato, perché questo non capiti più. Buongiorno cari ragazzi e care ragazze. Oggi 27 gennaio 2022 celebriamo il giorno della memoria. Il giorno della memoria è una ricorrenza annuale stabilita con una legge del Parlamento italiano, la legge 211 del 2000, e è una celebrazione che vuole ricordare le vittime della Shoah. A livello internazionale anche l'ONU si è occupata di individuare una giornata della memoria e l'ha fatto con la risoluzione 60/7 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In particolar modo con questa giornata, con questo giorno della memoria, che cosa vogliamo ricordare? Vogliamo ricordare le vittime della violenza nazifascista durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolar modo tutti coloro che sono morti nei campi di concentramento e a causa delle barbarie dei nazisti e dei fascisti. Shoah è un termine ebraico che significa tempesta devastante e infatti, come tutti sapete, la maggior parte delle vittime dei lager nazisti sono stati proprio gli ebrei. Quindi questa popolazione è stata colpita prima dalle leggi razziali, 1930 Norimberga, poi in Italia nel 1938 e a partire dagli anni 40 gli ebrei hanno cominciato a essere sterminati in quelli che poi sono diventati tristemente noti come i campi di concentramento. Perché è stato scelto proprio il 27 di gennaio per ricordare lo sterminio del popolo ebraico e degli oppositori al regime nazifascista? Perché il 27 gennaio del 1945 alcuni reparti dell'armata sovietica sono arrivati ad Auschwitz-Birkenau, il più grande campo di concentramento, il più grande lager mai costruito dai nazisti, e lo hanno finalmente liberato, trovando morti e trovando prigionieri in condizioni pietose, tra i quali ricordiamo anche il nostro Primo Levi, che ha portato poi testimonianza della sua vita nel lager nel celebre romanzo Se questo è un uomo. Io prima di salutarvi vi voglio leggere in maniera molto veloce il contenuto della legge del Parlamento italiano 211, che può aiutarci ancora meglio a capire le finalità di questa giornata. La Repubblica Italiana riconosce il 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah, sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. In occasione del giorno della memoria di cui all'articolo 1 sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico e oscuro periodo della storia del nostro Paese e dell'Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere. E con questi due brevi articoli capiamo l'importanza e la centralità della memoria, proprio per evitare che simili orrori possano ripetersi. Buongiorno a tutti, sono Chiara Marangoni e per Coop Culture sono stata per molti anni la guida museale del Museo Ebraico di Venezia, dove sorge il ghetto più antico della storia, e ho visto nascere il Museo Ebraico a Padova, che ben conoscete a pochi passi dalla vostra scuola, il Museo della Padova Ebraica.
Un concetto molto più ampio, in quanto Padova ebraica non è solo il museo scrigno custodito nell'ex sinagoga ashkenazita di origine tedesca, bensì è ricca di tanti siti e luoghi che testimoniano la presenza ebraica sin dalla Padova carrarese. I carraresi avevano incentivato e agevolato la presenza ebraica, così come il sorgere dell'Università di Padova. Provate a leggere il motto della nostra università e vi ricordate subito che l'insegnamento, il diritto allo studio era per tutti. Quindi gli ebrei erano perfettamente assimilati nella città, appunto, patavina. Quello che ricordiamo oggi e che ci teniamo a ricordare sempre più, a studiare, leggere e approfondire, sono le testimonianze della presenza ebraica intorno a noi. Questa presenza che veramente in maniera repentina dal 1938 viene tagliata, viene negata dopo la promulgazione delle leggi razziali. Gli studenti perdono il diritto di andare a scuola, quindi il Tito Livio chiude le porte agli studenti di origine ebraica, così come altre scuole padovane, e di qualunque età gli studenti vanno insieme ad apprendere, a continuare, a proseguire il loro percorso in via Leopardi, in questa villetta dove i docenti sono i docenti di origine ebraica che hanno perso il lavoro. Quindi identità sospese, vite sospese, le carte d'identità che vengono ritirate, non puoi più viaggiare, non puoi più spostarti, non puoi andare a scuola con i tuoi amici, non puoi più andare a lavorare. E è giusto fare memoria di questo, è giusto sapere, è giusto conoscere, che continuiamo a raccontarlo, a sapere, e il sapere è l'unica difesa che abbiamo. Per questo vi prego di fare attenzione quando camminate in queste strade ricche di storia, di mementi, in queste che sono così chiamate le pietre d'inciampo, le Stoppelsteine, che sono queste placchette bronze di 10 cm per 10 che vengono sostituite ai sanpietrini normalmente e che un artista tedesco, di origine tedesco, Gunther Demnig, dagli anni 90, viaggiando, porta in tutte le città europee a testimonianza di tutti gli ebrei, zingari, chiunque fosse stato deportato poi nei campi di concentramento. E se voi lungo via Roma vi soffermate davanti a questo negozio frequentatissimo proprio lungo i negozi del centro cittadino, che è Tigotà, fateci caso, perché proprio davanti alla soglia di un ingresso molto bello e borghese sorgono 3 pietre d'inciampo, che sono 3 ricordi delle vite spezzate, e a testimonianza di queste vite spezzate, purtroppo, dopo il 1943, rimane oggi un membro della comunità ebraica, Sara Fiore Parenzo, che porta proprio il nome della vittima più piccola, più giovane, Sara, di 7 anni, che fu deportata e morì purtroppo in campo di concentramento. E allora, buon giorno della memoria a tutti. Grazie. In apertura, una vostra compagna, Chiara, ha letto alcune pagine di Wiesel, La notte, in cui si descrive l'impiccagione di un innocente, di un angelo innocente, di un bambino. Ora, su questi temi, la morte di migliaia di persone, la morte degli innocenti, sentiremo una riflessione letta da Ludovica e tratta da L'inferno di Treblinka di Vassili Grossman. Perché su queste cose già la riflessione è iniziata nel momento in cui
si è fatta luce sul tremendo massacro di corpi e di anime che era stato realizzato. Che grande cosa è il dono dell'umanità, un dono che non muore finché non muore l'uomo. E se anche sopraggiunge un'epoca storica breve ma tremenda in cui la bestia ha la meglio sull'uomo, l'uomo ucciso dalla bestia conserva comunque fino all'ultimo suo respiro forza d'animo, mente lucida e cuore ardente. Mentre la bestia trionfante che lo uccide resta comunque una bestia. Nell'immortalità dello spirito umano è insito un cupo martirio, trionfo, però, dell'uomo che muore sulla bestia che vive. Furono proprio i giorni più duri del 1942 a vedere annunciata l'alba della vittoria della ragione sulla follia animalesca, del bene sul male, della luce sulle tenebre, della forza del progresso sulla forza della reazione. Un'alba tremenda, su campi di sangue e di lacrime, sul baratro della sofferenza, un'alba che si accese nei gemiti di madri e neonati che si spegnevano, nei rantoli di vecchi agonizzanti. Le bestie e la loro filosofia annunciavano il tramonto del mondo e dell'Europa. Il rosso del sangue, invece, non è stato il rosso del tramonto, bensì di una bontà umana che moriva, ma che con la sua morte trionfava. Gli uomini sono rimasti uomini, non hanno accolto la morale e le leggi naziste, le hanno contrastate in ogni maniera, con la loro stessa umanissima morte. In che modo gli uomini e le donne di allora si opposero al nazifascismo? Ne abbiamo un esempio luminoso proprio al Barbarigo, ed è da questa storia e a questa storia che noi vogliamo ricondurre tutti noi, oggi ricordando quegli anni, ricordando quei protagonisti, vecchi e giovani, che del Barbarigo sono stati insegnanti e allievi. Dopo i contributi che abbiamo appena avuto modo di ascoltare e di osservare, ancora due parole sulla giornata della memoria e sul ruolo in questo particolare momento che ha avuto il Barbarigo durante la parte finale della Seconda Guerra Mondiale. Dopo l'8 settembre del 1943, con l'armistizio, l'Italia è nel caos, non ci sono più ordini chiari, l'esercito si sfalda, il paese si spacca in due. Nella parte meridionale abbiamo gli anglo-americani, mentre invece nel centro-nord, dopo la liberazione di Mussolini, viene fondata la Repubblica di Salò. Ed è proprio qui, in particolare nel nord Italia, che cominciano a organizzare i primi movimenti di resistenza, le prime organizzazioni partigiane che per circa 2-3 anni lotteranno proprio contro l'occupazione nazifascista del nord Italia. In questo particolare quadro di conflittualità interna, di guerra civile addirittura per alcuni storici, Padova ha avuto un ruolo molto importante e anche il Barbarigo ha svolto una funzione da protagonista nelle lotte interne alla città. In particolar modo il Collegio Vescovile Barbarigo negli anni che vanno dal 43 al 45 è stato utilizzato come centro di accoglienza, centro di rifugio per i perseguitati politici. È stato utilizzato come magazzino non solo di viveri e rifornimenti ma anche di materiale esplosivo. È stato utilizzato come una sorta di tipografia clandestina all'interno del quale, appunto all'interno della scuola, venivano stampati questi volantini distribuiti poi ai partigiani. All'interno della scuola c'era anche una radiotrasmittente che serviva per mantenere i contatti con le varie formazioni presenti non solo in città ma anche sui colli. Quindi la scuola ha svolto un ruolo centrale durante questo periodo e abbiamo anche dei nomi molto significativi, molto importanti di ex allievi
e sacerdoti che hanno contribuito in modo molto personale e molto intenso alle vicende della scuola durante il secondo conflitto mondiale. In particolar modo ricordiamo i nomi di Otello Pighin, un ex allievo ufficiale degli Alpini che ha trovato rifugio nella scuola, è stato ospitato per circa 20 giorni nella soffitta e purtroppo quando è uscito, tradito da un informatore fascista, è stato assassinato proprio in via Rogati da alcuni membri della banda fascista Carità. Ricordiamo poi anche i nomi di Benedetto De Besi e di Guido Pucchetti, due allievi diciottenni della scuola che si erano incaricati di fungere da staffette con i gruppi partigiani. Anche loro, intercettati dai fascisti, sono stati assassinati nella zona di Piacenza d'Adige. Per quanto riguarda i sacerdoti, due nomi molto importanti: Don Apolloni, grande figura. Don Apolloni, attivo sui colli e anche a Padova, organizzava incontri tra i vari capi delle brigate partigiane cattoliche, dava una mano nel trovare gli obiettivi più sensibili da colpire. Con l'amico Don Giovanni Nervo contribuiva alla diffusione dei fogli clandestini all'interno della città e non solo, e addirittura catturato sempre dai fascisti della banda Carità e sottoposto a tortura con scariche elettriche, non ha mai rivelato niente del suo coinvolgimento con i membri della Resistenza, riportando a casa gravi ferite fisiche, come ad esempio, secondo la sua stessa testimonianza, il cambio repentino del colore dei capelli da un nero corvino a un bianco proprio a causa delle torture subite. E arriviamo all'ultimo personaggio della nostra carrellata, ve l'ho citato brevemente prima, Don Giovanni Nervo, anche lui grande sacerdote, inizialmente operativo nelle zone del Vicentino, poi venuto al Barbarigo. Qui si occupava di celebrare messe per i partigiani, di mantenere i contatti tra i vari gruppi, di mantenere il coordinamento tra la città e la zona dei colli, e Don Giovanni Nervo era anche molto attivo appunto nella produzione di questi opuscoli che circolavano clandestinamente. Il contributo di Don Giovanni Nervo è stato veramente fondamentale, anche quando poi la scuola ha aperto i battenti per i rifugiati che hanno cominciato ad affluire al termine del conflitto. Pensate che qui sono state ospitate quasi 15.000 persone in uno spazio che insomma tutti conosciamo, e Don Giovanni Nervo con la sua umiltà è stato poi nominato nel 1971 da Papa Montini primo presidente e fondatore della Caritas. Quindi nomi che hanno dato grande lustro alla scuola, che hanno saputo addirittura sacrificare la vita per il bene supremo della libertà e della giustizia, e che sono senz'altro un grande esempio ancora oggi per noi docenti e anche per voi studenti. Nel concludere questa riflessione vorrei ringraziare quanti alunni ed insegnanti hanno consentito di produrla. Spero che essa non si concluda qui con la visione di questo video, ma possa continuare nelle classi tra insegnanti e alunni in questa giornata. Perché la memoria è ciò che ci fornisce identità. Senza memoria l'uomo è privo di identità, così come è privo di identità un paese. E perdere la memoria personale e collettiva è la peggiore sventura che ci possa capitare. È importante ricordare affinché quello che è avvenuto non avvenga più, e perché possiamo agire affinché migliori condizioni di vita rendano i rapporti tra di noi più umani e migliori.